Ciao ragazzi, Serena sta preparando dei dolci strepitosi, ma oggi non sono venuto qui a trovare lei nell'agriturismo di famiglia per vederla soltanto all'opera. Sono venuto qui perché voglio cercare di capire, partendo dai dolci, che cosa significa oggi andare in un agriturismo e per loro, per i gestori, per i titolari, che cosa significa avere rapporto con il pubblico, alla luce soprattutto dei tanti cambiamenti che questo settore ha conosciuto. Cosa vuol dire fare agriturismo con serietà? E che cosa si può chiedere andando in agriturismo? Andiamo a scoprirlo dalla loro viva voce. Cosa vuol dire essere agrichef? AgriChef oggi è quella figura che trovi in agriturismo che sì, usa la tradizione, le ricette della nonna, la tradizione, ma aggiunge innovazione, nuove tecniche. Si studia per diventare agrichef? Sì, si studia, si fa un corso dove impari tecniche di lavorazione nuove, e la presentazione del piatto più elaborata, e trasformare appunto dei semplici ingredienti raccolti in campagna per elaborare piatti un po' più sofisticati. Quindi la figura del cuoco agriturista un po' grossolano, con delle tecniche un po' rudimentali, può essere sorpassata, no? Sì, si può sorpassare quest'idea ormai del cuoco di una volta, dove in agriturismo viene servito piatti abbondanti, semplici, ma un po' più elaborati, moderni e con qualcosa in più di carino. Secondo te il pubblico lo sta capendo questo? E piano piano, con un po' di difficoltà, ma piano piano arriverà a capire cosa vuol dire trovare un agrichef e cosa vuol dire un agriturismo vero e proprio. Che poi i prodotti comunque sono sempre quelli dell'agriturismo. Sì, sono sempre i nostri prodotti, ma con un briciolo in più di innovazione e di modernità. Cos'è che ti indispettisce a volte? E il fatto che le persone che vengono a trovarci non capiscano fino in fondo quello che significa agriturismo e quello che significa prodotto in casa, diciamo. Ma non ci credono che questi dolci, ad esempio, sono fatti in casa? No, non sempre perché sono dei dolci magari un po' più da pasticceria, diciamo, non sono i classici dolci che magari uno si aspetta di trovare in un agriturismo, ma io devo dire che il dolce è preparato da noi, che non è un dolce comprato, che lo fa mia sorella, che mia sorella ci perde un sacco di tempo comunque per preparare tutti i dolci, per provarne anche di nuovi. Però non sono i classici dolci che trovi un po' dappertutto, come magari il tortino al cioccolato già comprato che poi scaldi al momento, o ti chiedono il profiterol e il tartufo, e io gli dico che qua vicino c'è un posto dove lo vendono e che qua da noi non si trova, ma che in alternativa ci sono tanti altri dolci più buoni e più freschi. E come ci si sente quando vi vengono fatte queste obiezioni? Male un po'. Un po'. Perché per me è una cosa scontata, che se, per me è scontato, perché se una persona comunque quando ti viene a proporre un dolce ti specifica che i dolci sono tutti prodotti da noi, per me è così. E in quei casi lì io poi vado in cucina da mia sorella, che è l'agrichef, e chiedo se lei cortesemente si può far vedere in sala, in maniera magari da spiegare con qualche parola in più come viene fatto il dolce, perché poi magari io la tecnica non la so, la conosce lei perché è lei che li fa. E quindi poi chiedo a lei se può venire cortesemente con me e dire due parole per far capire ancora di più che quello che sto dicendo è vero
Non Tu sempre. ci vai? Non sempre. Non sempre. Perché secondo te è così difficile farglielo capire? Qual è la resistenza? Perché probabilmente la maggior parte delle persone tendono ad andare a mangiare in posti dove la qualità del cibo è medio-bassa e sono pochi i clienti che capiscono realmente la qualità, che quando assaggiano sentono proprio che il dolce è fresco, che il ragù è stato fatto la mattina, che la pasta è fresca, è pasta all'uovo di nostra produzione, o che comunque non sono prodotti confezionati. Si sta perdendo poi il senso dell'autenticità del gusto. Un po' sì e un po' no, perché io vedo che tante persone hanno voglia di provare e di trovare posti un po' più di nicchia, tra virgolette, dove sai che il cibo che mangi c'è una storia dietro, non è una cosa preparata, pronta, che ti viene servita e basta. Ha un valore aggiunto questo? Sì. Ma adesso però posso tastare? Sì, Sì, dai, dai. adesso sì. Ma ne fai voi altre? No, adesso Serena no, Cioè, basta. che domande sono? Adesso no. Ma perché non sto zitto? No, venite, li fanno loro i dolci. Adesso posso tastare? Adesso Sì, sì. dai. Perché qua... Ciao ragazzi, a presto alla prossima cantierata. Fettina cheesecake, grazie.